Si cavarà caldo poi. Quelli a orso. L'associazione Indaco, diretta da Laura Boato, ha inaugurato questa mattina con la performance Urban Suite la 7ª edizione del Festival a Piede Libero Mogliano Danza 2012. Ci siamo detti che in questa situazione, così in questo periodo, probabilmente molte persone era da un po' che non è da un po', insomma, che non entrano in un teatro e magari non ci pensano neanche più. E così ci siamo chiesti, volendo incontrare queste persone, dove avremmo dovuto andare, dove si poteva andare. Ci siamo detti che un luogo interessante era il luogo dell'attesa, questi luoghi che esistono un po' in tutte le città, nei quali si formano delle code. Quest'anno, a Piede Libero, sceglie di portare la creatività e la gioia della danza laddove non è attesa, per riscoprire il piacere dell'arte partecipata, grazie a un'azione performativa che si svolge a pochi metri con tutta l'emozione e la forza d'impatto che essa porta con sé. Per questo abbiamo strutturato questo progetto che si chiama Aspettando Godance, che ovviamente è sull'Aspettando Godot di Beckett, che è un progetto di incursioni urbane nei luoghi dell'attesa. Succede che dei danzatori, dei performer entrano nei luoghi dove le persone sono in coda e portano a queste persone la danza, la performance, il canto, l'arte performativa in genere come un dono inaspettato. La manifestazione, organizzata con il sostegno delle politiche culturali di Mogliano Veneto, Rete Eventi Provincia di Treviso, Opera Estate Festival, REV, Rete Veneta Arti Performative e con il patrocinio della Regione del Veneto, ha visto come prima esibizione Urban Suite, realizzata dal gruppo Crisis, composto da Elisa Dal Corso, Valentina De Biasi e Diego Poletti. Questo progetto nasce a maggio dell'anno scorso, commissionato dal Festival Interplay di Torino per essere realizzato nella vetrina di un negozio in Piazza Vittorio all'interno del Festival Interplay, appunto, nella versione urban di Interplay. E quindi abbiamo debuttato a maggio l'anno scorso, replicandolo poi anche nel suolo proprio della piazza, e poi abbiamo giracchiato Vicenza, Ferrara, adesso siamo qua a Mogliano
e poi vedremo. È comunque un pezzo che nasce per stare all'aperto, nasce per infilarsi all'interno di una situazione già vivente, già in essere, che non necessariamente si aspetta una cosa del genere. Quindi sta proprio nella modalità di arrivare, di andare via la non performance, non spettacolo, nel senso che non c'è un momento di applauso, noi come arriviamo o con una macchina o con un furgone o arrivando improvvisamente, piombando nella situazione, così andiamo via, quindi è una vera e propria incursione urbana. Numerose sono state le persone incuriosite che si sono fermate a guardare la performance. Molte di loro danno sostegno agli artisti interagendo durante l'esibizione. Le persone reagiscono in maniera, direi, principalmente incuriosita, nel senso che si piombano, cioè si vedono arrivare lì dei soggetti vestiti da orso e una che non c'entra niente, che poi viene ripetutamente malmenata. E ovviamente con una ironia e una leggerezza di fondo. A Piede Libero vi dà appuntamento nei prossimi giorni al distretto sanitario, al punto comune, all'ufficio postale, alla stazione ferroviaria e terminerà domenica pomeriggio in piazza Caduti. Ho chiesto ad una compagnia di Venezia, che è la compagnia Il Posto di Wanda Moretti, di provare a studiare un lavoro in verticale sulla facciata del comune, dal titolo Non vedo l'ora. È un lavoro che verrà fatto da dei danzatori, da dei performer con delle corde appesi, usando la facciata del comune come superficie di appoggio. E in questa performance verranno coinvolti giovani e meno giovani danzatori e allievi di corsi di danza di Mogliano che vorranno partecipare, e che potranno sperimentare per un paio di giorni, sabato e domenica, cos'è la danza verticale, cosa può essere danzare in verticale appesi ad una corda, così nella piazza della nostra città. E poi nella performance di domenica alle 18:30 verranno coinvolti come figuranti o come performer nella vera e propria performance della compagnia.